Dalla raccolta Fiabe popolari della Campania di Roberto De Simone vi leggo oggi a puntate A Storia e Mastro Francisco. Quindi, A Storia e Mastro Francisco, prima parte. Era il tempo che Gesù Cristo iva girando per la Palestina e non sempre trovavo il posto a dove potevo a dormire. Una sera, camminando, il Signore che era l'unico apostolo si trovava in una parte sull'agno. Guarda qua, guarda là, non si pareva una casa, soltanto si sentiva lontano o suono di una chitarra. Allora Gesù Cristo ricetta a San Pietro: Pietro, ho scoperto lo potremmo dormire perché fa freddo, c'è sta umido, vai in direzione lo suono di sta chitarra e vedi chi ci sta. Domanda se ci vuoi ospitare. D'ingella che siamo 13 persone. San Pietro si incamminava e gli è finito vicino alla casa in un certo Mastro Francisco. Mastro Francisco faceva scarpare, però era una e chi che faticava solo per guadagnare necessario. Durante tutto il resto della giornata ci piaceva suonare la chitarra e io giocare a carta. A moglie ci lo diceva sempre: ma invece di pensare a suonare la chitarra, perché non pensa a faticare un pochettino? Mastro Francisco, niente, manca per la capo. Quando aveva fatto quelle che secondo esso aveva a fare, si metteva con la chitarra, oppure si veniva con i compagni, si faceva una giocata di carte e pisse, a giornata era passata. E che la sera, Mastro Francisco stava suonando la chitarra. Pietro mo si avvicinava e diceva: buonasera, buon uomo, siamo 13 persone. Ci troviamo da queste parti, non abbiamo dove rifocillarci un poco. Ci potresti ospitare per questa notte? Come? Rispondette Mastro Francisco. Per amore di Dio, a casa mia è a vostra disposizione. E allora Pietro tornò al signore e dicette: maestro, ci può ospitare? È un calzolaio. Così, così, così. E tutte e 13 si incamminavano verso quella casa. A Guillermo, ricetta a Mastro Francisco, a parte il fatto che ti piace suonare la chitarra o giocare e carte, tieni pure il vizio che chiunque viene a casa tu subito apri la porta e lo fai tra sé. Ma che ne sappiamo, queste 13 persone chi sono? Rispondette: state zitta, pigliami un po' che veniamo e dammi pure il curtiello scarpare. A così si mettette vicino a un bancarello e con il curtiello scarpare facette 13 cucciarelli e lignammo. Quando arrivavamo, il signore che era l'unico apostolo, Mastro Francisco stava facendo la 13ª cucciarella. Ricettisse: accomodatevi, accomodatevi. E allora Gesù Cristo e gli apostoli entrarono. Mastro Francisco si mettette a fare la puletta. Quando fui pronto, come sa pigliai pizza, così la pigliai per tutto quanto. Ricette polenta tengo e polenta varonga. Quando fui troppo mangiato, gli atterindi spannetta la paglia per terra e dicette: io ingoppa la paglia enorme e ingoppa la paglia faccio dormire pure a voi, non ho di meglio. Gli apostoli si mettettero là e dormettero. Quando fui mattina, Mastro Francisco teneva un suo asciugamano. Si sossetto prima per preparare qualche cosa, però la faccia non saetta a lavare, perché pensai che il dovere suo era che si aveva asciuttare prima il maestro. Difatti Gesù Cristo fu il primo a società, si è a lavare la faccia e essa la retta asciugamano. A roba Mastro Francisco facette asciuttare la faccia a tutto quanto. Roba, all'ultimo, si asciutta essa. Poi dettero poche colazione e con loro spartette che lo poco cateneva. Ma San Pietro che i compagni si volettero informare stu Mastro Francisco chi era. E allora la moglie, che sempre femmina era, ricette capuziana, che lei è un po' sfaticata, non può fare niente, calla, a così, a colì. Sa avuto ai San Pietro. E insomma, questo è un uomo che non conduce una vita santa. E pensai subito che Achille era un peccatore. Ma prima che gli apostoli se ne venivano, San Pietro si avvicinò a Mastro Francisco e dicette: Mastro Francisco, tu sei un peccatore, circoma esta la grazia dell'anima. E? Rispondette Mastro Francisco, tu come lo fai a fare? Sì, dicette San Pietro, ma tu ti credi che quando vieni là, io ti faccio tra sì, circa c'ha la grazia dell'anima. Ah, non signore, facette.
Poi Mastro Francesco ci pensai e corrette vicino al maestro. Sento un'occhiaia e dicette, maestro, voglio chiedere una grazia. Rispondette Gesù Cristo, di, e ti sarà concessa. Dicettis, ovrite chi lo verifica che tenga là. Io voglio che chiunque saia goppo verifica, non tanto poter scendere più. Gesù Cristo si facette una rasata. E ti sia concesso. San Pietro, mo, so gli mai qua, ma in acca, cerca la graziellana, ma chi la fa copere i fica? Mastro Francesco ci pensai ancora. Poi pigliai una sigillella che teneva, corrette nata volta vicino a Gesù Cristo. Maestro, voglio una grazia. Dimmi, e ti sarà concessa. Aprite sta sigillella. Chissà se ti coppa sta sigillella, senza il permesso mio, non c'è da poter usare. E ti sia concesso, dicette Gesù Cristo. San Pietro poi è tan breve. Chi sta penso verifica la sigillella, ma la graziella non la cerca. Mastro Francesco ci pensai nato poco, poi corrette rinde, tenevano mazzi di carte nuove ancora sigillate. Corretta maestra, voglio la grazia. Dimmi, e ti sarà concessa. Maestra, io tengo sto mazzo di carte. Quanta partita faccio, tanta ne voglio vincere. Rispondette il Signore, e ti sia concesso. E allora mo Gesù Cristo si allontanava. San Pietro allontana, o facette segni, fino a quando poi loro si allontanarono e non si vedette più. Gli anni passarono e Mastro Francesco va venire alla resa dei conti. Una sera si presentai a morte. Mastro Francesco, muoio vernute su una chitarra e gioca a carta. Sai che c'è di nuovo? Ce n'avevi mai? Rispondette Mastro Francesco, siamo d'accordo che ce n'avevi mai. Però sta scritto che quando uno sta per morire, l'ultimo desiderio che tiene, uno ce l'ha da far passare. Tu sai che può fare? Sai in coppa a chi lo perde i figo, vedi? C'è sta che la figa, la piglia e ma la cuoglie. E vabbè, dice la morte, ma t'ava che accogliere. La morte si arrampicava in coppa all'albero, iette per cogliere la figa, ma la figa non se ne veneva. Poi voleva scendere, e manca ce la faceva. Ehi, Franci, io non posso scendere a cangoppa. E tu che ti credi? Che così se gli vai scendendo? Ma tu stai dicendo? I menaggia io che va che press. Tu vai che press, dice Tis. Ma io non va che press. Tu che dici? Te ne vuoi? E quando anno ancora mi fai campare? Oh, stu disgraziato, ecco, ma quando anno vuoi campare? Hai campato tant'anni. Se non mi dici quando anno mi fai campare, allora che coppa non scina. Vabbè, ti faccio campare una tanna. Una tanna? Ruianna? Sì, sono Ruianna, 3 anni, mi ha fatto campare di 10 anni. Se no, allora che coppa non scina. Vabbè, ti faccio campare di 10 anni. E allora uscì. E a morte se ne mette lì, con una mano innanzi e una tarreta. Poi 10 anni passarono. A morte tornai e dicette, Mastro Francesco, mo non mi fai scema. Goppa all'albero non ci sai più. Quindi te ne venì senza perdere tempo. Sono pronto. Ma va a lavare e mi veste. Assettati un momento. E aspettami. E vabbè, dice la morte, mi assetta. Però non mi fa perdere tempo. Non signore. La morte si assetta in coppa a sigillella. E Mastro Francesco, tenendo la mente, alla non si muoveva. Ehi, dice la morte, e tu che fai? Non ti muovi. Facettis, ma tu che vuoi? Come che voglio? La morte si voleva sosera. Se voleva scutrullare, ma fretta che non si poteva muovere. Questo disgraziata, ricetta. E non mi posso sosrare in coppa. E tu poi che ti credi? Che così ti faceva sentire sosra. Ma se non mi dici quando tanto mi fai campare, allora in coppa non ti suso. Tieni mente, mi hai fatto una volta scema.
e io ti faccio campare Natana, e che ci ho fatto Natana? Nati due, niente. Se non mi fai campanare di 10 anni, io allora in coppa non ti faccio susere. La morte qua raggia e cuffè lo cuore, ricetta e vabbè. Ti faccio campanare di 10 anni. E allora susata. La morte si sussetta e se niente. Poi passai nei chillati di 10 anni. La morte si presentai e dicette, Mastro Frangino, l'anno sono passato. Mo non paga né coppo per i figli, né massetta, perciò fa subito e diamo gin. Sì, signore, in un momento sono pronta. Ietta rinta, pigliai un mazzo di carta, su mettetta in pietta, rinduta a schiena la giacca e poi ricetta vicino a morte. Mo, sono pronta. E così, Mastro Francesco, passai al lato mondo. Passando al lato mondo, Mastro Francesco si trovava incoronato, mezzo a quelli che passavano innanzi a San Pietro. E San Pietro, a chi è aiuto buono, faceva segno in paradiso. A chi è aiuto malamente, indicava che la da parte, che era lì l'inferno. Arrivai Mastro Francesco e dicette San Pietro, ah, tu sei venuto, eh? E che t'avevi detto io? Cerca la grazia e l'anima, non l'hai voluto cercare? E mo va che la parte, va. Mastro Francesco, zitta e muta, si incamminai a gettare che la parte. Fine della prima puntata. A domani sera.